Il tempo instabile continua a farlo da padrone in tutto il Veneto. Le violenti piogge e raffiche di vento hanno portato con sé diversi disagi. A Rossano Veneto sono caduti rami e tronchi d'albero dove all'interno sono rimaste incastrate autovetture messe in soccorso dalla protezione civile. Maltempo e disagi anche a Cartigliano e Galliera Veneta. Parecchi danni, molti alberi sono caduti, anche dalle parti di Godego dove stavo lavorando. Sono alberi che sono caduti, hanno bloccato le strade. Adesso siamo venuti qua a vedere se c'è qualche lavoro da fare, da liberare la strada. Ci sono stati solo danni materiali agli alberi, ripeto, qualche tetto, allagamenti. Fortunatamente credo che alle persone non ci sia stato nessun danno fisico. Ma se il tempo ha causato danni a molte coltivazioni, anche le attività economiche non sono state risparmiate. Si è scatenata una tromba d'aria qua che ha colpito proprio Rossano Veneto e noi adesso siamo all'interno del Parco Sebelin, quindi abbiamo un locale che è strutturato tutto su un plateattico esterno ed è predisposto con vele, tende, quindi la tromba d'aria praticamente ci ha divelto un po' tutto. Sicuramente danni ingenti, potete vedere le immagini, per i pali che abbiamo piantato, tutte le ore di lavoro perse e spese. Sicuramente il danno più grande sarà il fatto di dover tenere chiuso in queste 2 serate per ripristinare tutto quanto. Abbiamo previsto e calcolato 2 giorni di lavoro per ripristinare tutto, ma ce la facciamo, ci rialzeremo come ci siamo sempre alzati d'altronde.